E waiu! Ciao! Benvenuti e bentornati sul canale Super Allan, siamo qui oggi con un nuovo video e oggi ragazzi, come avete visto dal titolo e dalla miniatura, è uno speciale 50.000 iscritti. Vi ringrazio uno a uno per avermi dato fiducia dopo che sono ripartito su YouTube, veramente vi ringrazio, mi sto divertendo e mi fa molto piacere che vi state divertendo anche voi appresso a me. Ovviamente mo non è che vi fermate ad iscrivervi, quindi tutte le persone nuove iscrivetevi perché oggi vedrete questo contenuto che è un'intervista doppia con Andrea, Fuse Gamer, e ci siamo divertiti, è la prima intervista doppia che troverete su questo canale, spero che ne possiate trovare altre, magari che ne so, vi piace, me lo fate sapere qui sotto nei commenti, la faccio con qualche altro membro del Napoli YouTube e nulla, supportate questo contenuto, divertitevi, spero che vi possiate divertire e buona intervista doppia. Nome. Giovanni. Andrea. Cognome. Visone. Visone. Andrea. No, Fusco. Nome d'arte. Super Allan. Fuse Gamer. Da quanto sei sui social? 2018. 2001. Sono nato con i social. 2015. Quando sei nato? 3 maggio 1996. 28 maggio 2001. Dove sei nato? Massa di Somma, provincia di Napoli. Dalla festa di mia madre. Hai fratelli o sorelle? Sì, una sorella. Sì, purtroppo un fratello. Titolo di studio. Laurea magistrale in comunicazione pubblica, sociale e politica. Vabbè, terza media. Ci sta. Vabbè, 3 aggettivi per descriverti. Simpatico, solare e altruista. spendaccione, credo forse anche altruista, diciamo pensa al prossimo, pensa comunque ai suoi cari e a tratti, diciamo, buono. 3 aggettivi per descrivere l'altro. Allora, frettoloso, proprio la prima cosa che mi viene in mente. Disponibile e altruista. Ti copio il cazzo di... Diciamo dovrei aggiungere nel mio Vocabolario? no, nel mio vocabolario, dovrei aggiungere nei miei aggettivi che mi dimentico le cose. Sì. Comunque Altruista? no, sì, Disponibile. disponibile, anche lui buono, disponibile, buono e determinato. Cosa ti piace dell'altro? Che ne so, ce la dici tu? Tutto. Niente. Vabbè, gli opposti saltati. Sì. Ma ci sta. Cosa cambieresti di te fisicamente? I piedi. No, a me piace, veramente. Comunque, non lo so, credo un po' di panza. Sport preferito? Calcio. Anche se non lo pratico benissimo. Pallavolo femminile. Parolaccia che dici più spesso? Ma penso cazzo e porcato. Diciamo Dio. E basta. La prima cosa che hai pensato dell'altro? Non lo so, cioè in realtà non mi ricordo la prima cosa che ho pensato di te. Allora, la prima volta che ci siamo visti era a Milano, però la prima cosa che ho pensato di te, probabilmente a questo non lo conoscerò mai. Io ho pensato questo lo conoscerò bene. Da 1 a 10, quanto contano per te soldi, Secondo me è un 8 pieno. Ma penso 6, 7, amici, 10. 10. amore, 10. 1. No, 10. essere alla moda, 5. No, 7. social, Considerando che l'attività lavorativa principale oggi 8. Che voto era? Il mio voto. canzone preferita, Ma in realtà non ne ho una, però nell'ultimo periodo è mani in alto e faccia in diretta. Allora mi piace in generale proprio tanto. È sempre piaciuta a te, di Giovanotti. Dedicamela. No, c'è un'altra persona. cantante preferito, Joelier. Cagliazzo. cibo preferito, La pizza. La fessa. film preferito, Mamma ho perso l'aereo. Aspetta. Le pagine della nostra vita. Pianto tanto. serie tv preferita, Non le guardo proprio. C'ho questa mancanza. Cazzo si chiama, scordato. Prison Break. hai mai mentito sulla tua età, No. Sì, Vabbè, tu ci hai fatto pure i video. io per accaparrarmi le Milfins. No, scherzo, Giuseppina, però è vero, l'ho fatto. orientamento sessuale, Etero. Piedi. mai stato innamorato? Sì. Sì, E ora? sì, più di prima. Andrea? Di te. Sei geloso? È il giusto. Sì, giusto tanto. Le prime 3 cose che guardi in una ragazza, Allora, onestamente proprio, credo gli occhi, la bocca e il culo. Allora, di Giuseppina vedo... Ma di una ragazza? No, Giuseppina. Ah, ok. Vedo zizze, occhi, diciamo sguardo e occhi. Vedo, posso dire, pure carattere. Oppure, diciamo, il fetillo in sé.
Ultimo bacio? 3 giorni fa. Io ieri a Patrizio, è vero? Patrizio Chianese quando mi faceva l'hot dog. Posto più strano in cui l'hai fatto? Penso la piscina o il mare. Comunque c'entra l'acqua. Sì, comunque anche ero un posto abbastanza pieno d'acqua insomma. Ma non a mare e piscina. Però penso in macchina. Posso proprio più strano perché... Sì, perché non pratico diciamo il VS in posti troppo strani. Ora dimmi il più. Bello. Andrea. Io. Simpatico. Ma forse io. Giovanni. Disordinato. Andrea. Io. Puzzolente. Andrea. Io. Bravo in cucina. Andrea. Io. Responsabile. Io. Poi diciamo superarla. Bipolare. Andrea. Io. No, tu. Bestemmiatore. Andrea. Ma non è vero, Dio. Io. Che squadra tifi? Napoli. Napoli. Social preferito? Ma forse ultimamente YouTube. Solo italiani.it. Tè al limone o a pesca? A pesca tutta la vita. Nessuno di te due. Eravamo a steccare vedi che lo diciamo dove si è ficcato campus. Di pack. Mai fatto pipì in piscina? Sì. Sì. Mai fatto cacca in mare? No. No, però ho provato a fare. Capito? No, da solo. Ah, ok. Non so se ci sono riuscito. Sì, ci sono riuscito. Viaggio che vorresti fare? New York. Vorrei ritornare a Disneyland, Parigi, perché ci sono andato nel 2012-2011. Ci vorrei tornare. Fareste mai un viaggio insieme? Sì. Sì. Città preferita? Madrid. Benevento. Ti piace guidare? Sì. La faccio. Sono, diciamo, Schumacher in sé. Questa domanda è un po' ambigua. Quanti bambini vorresti avere? Minimo 2. Penso massimo 3. Un maschio e una femmina. Sei mai stato rimandato a scuola? Mai. Solo una volta in una materia matematica che però ho recuperato in itinere, così si dice, cioè nel senso che dovevi studiare a casa e fare un piccolo test, un piccolo esame poi in classe a scuola. Variate volte, forse 2 o 3 volte, sì, purtroppo. Rimpiango quelle estati perse. Mai fatto filone? Sì. Sì. Mai stato in TV? Sì. Sì. Dove? Probabilmente, se ricordo bene, sicuramente Televomero, ma proprio le primissime volte che così bazzicavo sui social e non me ne ricordo altre ora. Allora, io sicuro tipo, parlando sempre di televisione campana, canale 21, poi vabbè, canale 5 durante la finale a Riyadh, probabilmente pure Italia 1, però non ricordo quando. Poi mi sa ricorda, comunque altre volte, però magari me lo dite nei commenti perché non mi ricordo proprio. Come ti vedi tra 10 anni? Spero innanzitutto realizzato e con una mia famiglia. Spero con Giuseppina innanzitutto, con il maschietto e con la femminuccia, e comunque magari sempre con gli amici di sempre. Le parole che dite più spesso? Salutatevi. Ciao. Ciao. Va bene? A posto. Salutate chi sta guardando il video. Ciao.